La sfida più attesa della 26esima giornata di eccellenza tra la capolista Milazzo, che vanta la migliore difesa del campionato, ed il Vittoria, terza forza e attacco più prolifico del girone B, finisce a reti bianche con il bicchiere che alla fine può essere visto mezzo pieno dai mamertini che, nonostante il pareggio, mantengono comunque il primato in classifica, seppur insieme al Modica che da par suo non sfonda nella trasferta di Leonforte. In un Marco Salmeri gremito in ogni ordine di posto, assenti i tifosi del Vittoria a cui è stata vietata la trasferta, la formazione di Bognanni rischia dopo 11 minuti quando Lo Nigro da fuori aria col sinistro chiama Piccioni al primo intervento di giornata. Il Milazzo però non sta a guardare. 5 minuti dopo Trimboli gira verso la porta il piazzato di Corso, costringendo Cirnigliaro a rifugiarsi in angolo. Dal successivo corner il vantaggio per i mamertini sembra cosa fatta, ma il destro di Scolaro si stampa sul palo con Cirnigliaro che allontana. Nell'occasione vibranti anche le proteste dei locali per un presunto mani in area di Montefusco. Il signore Elia dice di no. Insiste comunque la squadra di Bognanni che ci prova per altre 2 volte con Giannaula di testa al 22esimo sul cross di Salvo e Ozaoué al 40esimo sempre di testa, ma i loro tentativi non centrano lo specchio della porta. Bersaglio che 2 minuti dopo non inquadra nemmeno il Vittoria con Neves che da fuori conclude alto sulla traversa. Nella ripresa, nonostante la gara regali pochi spunti, il Milazzo tenta di fare sua la vittoria. Al 54esimo Trimboli di testa da posizione vantaggiosa non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta. 4 minuti dopo ci prova anche Scolaro da fuori con palla che si spegne e larga non di molto. Mamertini che al minuto 64 protestano anche per un possibile penalty sul cross dal fondo di Locantro, ma anche in questo caso il direttore di gara lascia giocare. Il match finisce sostanzialmente qui. Solo al 95esimo il portiere ospite Cirnigliaro rischia sul tentativo di rilancio, ma il Milazzo non approfitta della situazione e alla fine la conclusione del neoentrato Pio Bucolo dalla distanza non sortisce l'effetto sperato. Lo 0-0 finale consegna dunque al Milazzo il punto numero 54, mamertini che rimangono di fatto al comando del campionato, mentre il Vittoria, che inanella il quinto risultato utile di fila, sale a 51 punti ma scivola in quarta posizione, scavalcato dal Città di Avola.